Bene, buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Eraldo, a questo terzo e ultimo appuntamento con Monica Zornetta. Do subito il benvenuto alla giornalista e scrittrice Monica, con cui abbiamo già affrontato in un paio di appuntamenti al sabato mattina questioni legate soprattutto al territorio veneto, se vogliamo, no? Nel primo appuntamento abbiamo parlato del celebre e famigerato caso Ludwig, mentre nel secondo appuntamento di un paio di settimane fa ci siamo occupati della mala del Brenta, in generale delle mafie che insistono sui territori del Veneto. Oggi invece, pur collegandoci sempre comunque al nostro Veneto, andiamo dall'altra parte del mondo e lo facciamo insieme ad altri due ospiti. Pericle Camuffo, eccolo qui, buon pomeriggio, buongiorno Pericle, ciao. Buongiorno a voi, grazie. E Alessia Capoccia, eccola qui, Alessia, presidentessa della Unione Commercianti Bistrattati o dei Venetoni. Andiamo subito a capire anche la presenza di Pericle e Alessia, perché Pericle ha scritto insieme a Monica un libro che è uscito ormai un anno fa, ma proprio pochi giorni fa ha avuto addirittura la sua edizione in audiolibro. Stiamo parlando di Alla fine del mondo, la vera storia dei Benetton in Patagonia. Quindi andiamo subito a capire, Monica e Pericle, di che cosa si tratta. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie Ernesto, grazie ad Eraldo per avermi invitata ancora. Per me è sempre un onore essere con voi e potermi confrontare con voi. Allora, questo libro è una nostra indagine fatta da me e da Pericle, come giustamente detto, pubblicato lo scorso anno dalle Strade Bianche di Stampa Alternativa di Marcello Balaghini. Racconta tutto ciò che non è mai stato raccontato in Italia, ovvero la fortuna, la vera storia della famiglia Benetton, del gruppo Benetton nella lontana regione argentina della Patagonia. Non se ne parla perché è un po', come dire, la propaganda, chiamiamola un po' così, comunicativa del gruppo legata all'Argentina era quella di un grande allevamento di pecore che poi l'aquilana poi viene utilizzata dal gruppo per fare i famosi pullover, ma in realtà non è così, perché diciamo la situazione che sta andando avanti dai primi anni 90 è improvvisamente esplosa nel 2015 prima con l'occupazione di una porzione di una sua grande stanza da parte di un gruppo di Mapuche e nel 2017 addirittura la storia dei Benetton, il loro ruolo in quella regione praticamente ha toccato tutti i paesi del mondo con l'improvvisa scomparsa, misteriosa ancora oggi, di un giovane militante che supportava questo recupero territoriale di cui poi parleremo, dei Mapuche, e da lì tutti si sono accorti che forse, come dire, è giusto, sarebbe stato bene farlo e noi l'abbiamo fatto, indagare un po' di più su quella che è la vera storia del gruppo. Ti sei incontrata con Pericle Camuffo, che già alcuni anni prima si era occupato dei Benetton con un libro, United Business of Benetton, correggimi se sbaglio Pericle, che giusto. è ricercatore, insegnante e appassionato anche di queste questioni. Pericle, raccontaci quel libro e l'incontro con Monica, perché poi è stato fondamentale per la creazione di questa indagine giornalistica, sociale, storica, economica che avete fatto insieme. Sì, il libro esce nel 2008, sempre per Stampa Alternativa, con Marcello Baraghini, che è stato per me un editore importante. Ho pubblicato anche un altro libro con lui su un viaggio in Australia. E il libro nasce da un mio viaggio in Patagonia, dove ero andato per scrivere un libro sul cammino austral cileno, che poi invece sono arrivato in Cile, ma il tempo era, il periodo dell'anno era sbagliato, che pioveva, c'era un fango terribile, era impossibile andarcelo. Sono andato in Argentina, ho fatto la Patagonia argentina, e lì passando in giro per i vari paesi, i villaggetti, no? Quando si accorgevano subito, insomma, che ero italiano, parlando con gli abitanti,
cominciato a capire che parlavano sempre di Benetton e ne parlavano male. E da lì poi, girando, facendo, andando a cercare dentro l'universo Benetton, insomma, il rapporto con i Mapuche. Io mi ero già occupato da tempo di un altro popolo originario, che sono gli aborigeni australiani, su cui ho anche scritto, e adesso faccio un po' di pubblicità, uscirà fra, penso, un paio di mesi, un'antologia di scritti politici e sociali degli aborigeni australiani, che ho curato e tradotto, e da lì poi è iniziato la mia ricerca sul rapporto di Benetton con la Patagonia. Scusami Poi, se ti interrompo, però sì, effettivamente il paragone con gli aborigeni alla fine ci sta tutto in questa situazione, sì, sì. perché ancora una volta l'invasore bianco va a creare scompiglio, per non dire di peggio, in terre abitate da millenni da popolazioni indigene, pretendendo di imporre la propria legge, i propri interessi, ed è quello che è successo anche in questa occasione, no? Quello che hai Sì, sì. scoperto Sì, sì, avvicinandoti. l'impostazione è sempre quella coloniale, insomma, no? Dello sfruttamento anti-imperialista del bianco padrone e dell'indigeno, insomma, ridotto a schiavo o qualcosa del genere. È il destino, purtroppo, di tutti i popoli originari del mondo. Lo stiamo vedendo da tutte le parti, specialmente ultimamente in Brasile, quello che è successo in Brasile, ma vediamo che non c'è una soluzione di incontro armonico tra il nostro capitalismo, il nostro modo dico nostro, occidentale, il modo di intendere la vita, la terra e il sostentamento con il loro. E noi siamo più forti e loro inevitabilmente saranno schiacciati. Questo è un destino, no? Oggettivamente descritto, ma non è poi. Vediamo che questi popoli originari stanno cercando di resistere, lo fanno da tempo. Uno dei popoli che resiste da più tempo sicuramente sono i Mapuche, no? Nella parte patagonica, cilena e argentina. Assolutamente. Torno da Monica, perché anche Monica si era già occupata di Argentina in altri ambiti, però comunque che in qualche modo alla fine si relazionano, perché la storia, sappiamo, non ha, è tutto un continuum, no? Per cui quando ti sei occupata anche della dittatura di Videla, piuttosto che della situazione comunque dell'Argentina politica e economica anche degli anni successivi alla dittatura, è tutto un processo che poi ha portato, con la presidenza di Menem in particolare, alla svendita dei terreni che erano stati restituiti ai Mapuche quasi come risarcimento dopo le invasioni coloniche fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ma senza alcun diritto. Il governo di Menem li ha svenduti letteralmente alle grandi multinazionali internazionali proprio per attirare investitori. Cosa è successo in quegli anni, Monica? Negli anni della dittatura argentina? No, sì, in quelli e poi anche negli anni in cui Menem... Sì. Ok, sì, c'è stata appunto questa svendita, ci sono state delle questioni economiche abbastanza complesse che appunto ora forse non c'è nemmeno il tempo di approfondirle. Quindi la volontà di attirare investitori stranieri, chiaramente altro capitale, hanno risposto in tantissimi, tanto che i Benetton, ma come i Benetton, cioè quando noi parliamo di questa visione imperialista, di un certo tipo di capitalismo, non ci focalizziamo solo sui Benetton, cioè i Benetton non sono il male assoluto in Argentina, perché sono tra i tanti terratenientes che stanno sfruttando la terra e stanno adottando quelle dinamiche di cui ha appena parlato Pericle. Quindi ci sono stati e ci sono ancora grossi businessmen, grossi imprenditori degli Stati Uniti, da altri territori dell'America Latina, del Centro America, piuttosto che dell'Europa, Inghilterra per esempio. Quindi c'è stato questo, c'è stato sostanzialmente il fatto che nonostante poi con gli anni anche i governi successivi abbiano redatto delle norme e abbiano approvato delle leggi che andrebbero anche a tutelare quella che è l'identità, quella che è la storia, quello che è il diritto soprattutto dei popoli Mapuche sulla terra, perché una cosa che non abbiamo ancora detto è che il nome stesso Mapuche
significa proprio popolo della terra, e quindi la terra è tutto, non è solo una terra che può offrire appunto la sussistenza coltivandola, ma è una terra dove loro riconoscono la loro storia, la loro identità, dove c'è questa comunicazione con i loro antenati. Insomma, la terra ha un valore spirituale, simbolico, oltre che materiale, essenziale. E nonostante, dicevo, l'approvazione di norme, di regole, di leggi, queste sono puntualmente disattese e quindi ciascuno continua a fare un po' come vuole. Ricordo per esempio che un grosso magnate inglese, Joe Lewis o Joe Levis, come lo chiamano gli argentini, ha acquistato una delle parti più meravigliose dell'Argentina, per esempio il lago Escondido, Hidden Lake, e l'ha totalmente recintato con del filo spinato, l'ha riempito di telecamere, ovviamente, ci ha messo dei militari armati o paramilitari che siano, comunque delle guardie private, perché lì è essenziale, cioè ce l'hanno tutti, e in questo modo hanno proibito, hanno limitato totalmente o interdetto il passaggio a tutte le persone che per anni, per decenni, da tantissimo tempo, utilizzavano strade oppure anche gli stessi percorsi di questo lago Escondido anche per raggiungere delle località vicino, per vivere la vita quotidiana di sempre. Quindi ciò significa anche che per far sì che la loro proprietà venga rispettata, questi terratenientes obbligano i Mapuche, ma non solo, perché in quei territori non ci vivono esclusivamente Mapuche, ad affrontare ore e ore e ore, se non anche di più, di strada per poter raggiungere un luogo che magari prima ci mettevano molto meno, insomma. Quindi hanno completamente limitato anche il modo di vivere di quelle persone. Assolutamente. Torno da Pericle. Pericle, che cos'è successo all'inizio di questo secolo con la crisi economica che periodicamente, tra l'altro, colpisce l'Argentina forse più di altre zone del mondo, e i Mapuche hanno preso anche un po' coscienza, no, di quella che doveva essere la loro rivendicazione delle loro terre, che loro, come tutti i popoli, diciamo così, nativi, tendono a rispettare proprio fino all'ultima goccia, diciamo, di risorsa, fra virgolette, sfruttata, no, della terra, ma in senso buono, sono parte della natura in qualche modo. E loro volevano solo poter tornare a fare la loro vita, perché le terre li avevano anche un po' costretti in qualche caso a una vita non conforme alle loro abitudini, come quella della città, tanto per dire, oppure a doversi ridurre veramente in zone che non erano sfruttabili anche proprio dal punto di vista delle coltivazioni o degli allevamenti. Questo per loro è stato, questa presa di coscienza importante. Sì, la presa di coscienza fa parte del percorso intrapreso da parecchio dei popoli originari, che è quella dell'autodeterminazione, no? Per ritornare agli aborigeni australiani, per esempio, lì c'è un forte movimento per l'autodeterminazione, ma i Mapuche stessi hanno capito che il ritorno, no, alla propria cultura, la pratica della propria cultura, che in un certo modo era stata bloccata da Benetton, non solo da Benetton, ma da un sistema capitalista che non intende venire a patti con questo modo di vivere. Perché? Perché un modo di vivere che rappresenta un'alternativa che, se praticata, può essere una contestazione, può diventare una contestazione al modo occidentale di considerare la terra, no? Per cui il modo occidentale di fare soldi sulla terra, sull'uso e lo sfruttamento della terra. I popoli originari, Mapuche in questo caso, ma è un punto di vista che si estende a vari popoli originari, pensano che la terra non gli appartenga, ma che loro appartengano alla terra, no? Sembra una piccola, uno spostamento di campo semantico piccolo, ma invece è fondamentale, perché se tu appartieni alla terra, vuol dire che tu farai di tutto perché questa terra rimanga parte centrale della tua cultura, e avrai un dialogo diverso con la terra,
di chi invece la terra pensa che gli appartenga come proprietà, per cui che debba essere sfruttata. Questo continuo prendere piede della coscienza, no? Identitaria del popolo Mapuche, dei popoli originari, comincia a spaventare, perché può diventare, come ho detto prima, un'alternativa praticabile, per cui una contestazione abbracciata dai movimenti ambientalisti e non solo, e per cui qualcosa che deve essere tacitato in qualche modo. E uno dei modi che usano, no? Usato dal colonialismo fin dall'inizio, quando si è capito ormai che gli indigeni ucciderli non possiamo più, no? Ci avevamo provato a sterminarli, ma non ci siamo riusciti. Non si possono uccidere, non si possono chiudere le riserve. Abbiamo cercato di chiuderli nelle città, no? Scacciarli dalle loro terre, chiuderli in città e farli vivere negli slums, nei quartieri più malfamati, no? Per cui dove non c'è possibilità di sviluppo della loro cultura, ma neanche di entrata nella nostra, una sorta di parcheggio. Mi viene in mente un famoso film, Once Were Warriors, che parla dei Maori neozelandesi. Certo, è stato anche parecchio in Nuova Zelanda e c'è una differenza sostanziale anche fra, la butto lì, ma anche non c'è, fra i Maori, che occupano comunque lo stato più basso della popolazione, certo. Però sono integrati. Per esempio, esci e arrivi all'aeroporto di Auckland e magari chi ti timbra il passaporto è uno di origine Maori. Gli aborigeni australiani non hanno accettato l'entrata nella cultura occidentale. Ma per ritornare un po' al discorso Mapuche, dopo averli messi in città, uno dei modi per chiudere la bocca a queste culture che diventano antagoniste è quello di metterli sotto vetro, cioè di chiuderli nei musei. No? Esatto. E questa, la museificazione dell'altro, è una delle strategie coloniali più usate. L'hanno fatto anche i Benetton, giusto? Sì, e l'hanno fatto i Benetton col Museo Lelec. Museo bellissimo, hanno speso una marea di soldi per farlo all'interno delle stanze, proprio sull'entrata delle stanze Lelec, che è quella più grande, no? delle 7 che posseggono i Benetton. Cosa significa mettere l'altro sotto vetro? Cioè museificare l'altro e in questo modo museificare una cultura. Vuol dire disinnescarne il potenziale sovversivo, se c'è. Perché se io posiziono l'indigeno, tra virgolette, in un universo lontano, bello, bellissimo, che noi abbiamo perduto e che noi cerchiamo di ricostruire, di ammirare, però lontano, evitiamo che questa cultura possa intervenire nel nostro presente, perché fa parte di un passato bello ma irrecuperabile. E così togliamo la possibilità alla cultura Mapuche, in questo caso, di intervenire, di proporsi come alternativa alla cultura occidentale. E questo è quello che hanno fatto i Benetton, dicendo addirittura che i Mapuche sono estinti. Sì, perché dando anche un'origine non argentina ai Mapuche. Certo, sì, questo dando la direzione inizialmente era antropologo, etnologo molto rinomato in Argentina e non solo, è chiaramente anti-Mapuche. Lui sostanzialmente cosa ha fatto? Ha spostato, no, l'origine, dicendo i Mapuche sono una popolazione del Cile che ha passato le Ande e ha mapucizzato i Tehuelche, che erano la popolazione argentina più miti e così via, per cui non sono popolazione autoctona in Argentina e secondo questa loro origine diversa, non argentina, non possono rivendicare un possesso ancestrale sulla terra, perché non sono popoli autoctoni argentini, per cui non rientrano nell'enorme, molto, molto ben strutturato programma legislativo di protezione degli indigeni che l'Argentina ha, che noi riproponiamo nel libro, ed è molto, molto importante, molto ben strutturato. Ci sono molti interventi in favore dei popoli, spostandoli dall'altra parte delle Ande
no? Identificandoli come civili, vabbè, si toglie a loro ogni possibilità di rivendicazione, insomma. Descrivendoli quasi come degli usurpatori loro, Sì, cosa loro che stessi, no? è paradossale in questa situazione. Proprio in questo, ma ci ritorniamo dopo, dai, scusa. No, torno da Monica anche per chiederle, Monica, ma cosa devono fare i Benetton in Patagonia? Perché queste terre per loro sono così importanti a costo di difenderle addirittura con le armi? Perché purtroppo le rivendicazioni pacifiche dei Mapuche in qualche occasione sono confluite anche in scontri che hanno portato poi anche a purtroppo una vittima, in particolare si accennava all'inizio a Santiago Maldonado. Sono terre importanti perché sono ricchissime di risorse naturali e i Benetton lì sono proprietari di diverse enormi estancias, in alcune anzi in quasi tutte, loro hanno tra i dipendenti anche delle persone Mapuche di altri villaggi e non di questa piccola comunità chiamata Pull-Off Resistencia che si è istituita nel 2015. Ma i Benetton lì sono anche tra gli azionisti di una miniera, quindi lì c'è la possibilità anche di, trivellando la cordigliera, di estrarre oro, di estrarre altri minerali preziosissimi. Quindi gli interessi sono enormi in quelle terre, sono terre che abbiamo capito sono state svendute agli occidentali e sono terre che a questo punto i Benetton, come gli altri, non, come dire, non ci sentono in realtà, non accettano le rivendicazioni dei popoli originari perché dicono noi le abbiamo acquistate, le abbiamo regolarmente acquistate con il denaro, le abbiamo pagate, quindi sono nostre, nel perfetto modo di pensare nostro, occidentale. Ecco, per loro, come ha detto anche Pericle, la terra non si acquista. Loro appartengono alla terra e sono custodi della terra, la stanno custodendo, loro non hanno nessun diritto di intervenire nel ciclo della natura e del patrimonio che si ritrovano a custodire. C'è stato in effetti 11 anni fa, forse, sì, 11 anni fa, dal 2010, il gruppo Benetton ha su sollecito, perché va ricordato anche che in difesa dei popoli Mapuche si è fatto avanti in questa lunghissima vicenda anche il premio Nobel per la pace argentino Adolfo Pérez Esquivel, che ha tenuto, soprattutto in questo caso con Luciano Benetton, un lungo carteggio, noi l'abbiamo pubblicato nel libro, in cui lo invita ad ascoltare le rivendicazioni dei Mapuche, lo invita ad uscire per un momento dalla sua ottica, dalla nostra ottica, insomma, fatta di abusi, fatta di sfruttamenti, di accaparramento, di furto delle terre, come lo chiamano loro, perché chiaramente i Mapuche sostengono che appunto non potendo essere acquistata la terra, c'è solo un furto di ciò che su cui loro hanno vissuto, i loro antenati hanno vissuto per millenni. Dicevo che nel 2010 c'è stato un intervento da parte appunto del gruppo con la cessione, la donazione di un certo numero di ettari di terra. E i Benetton poi hanno spiegato che in realtà sia le comunità dei Mapuche e sia anche il governatore del Chubut hanno rifiutato questa donazione. I Benetton hanno sostenuto che, come dicevo, la terra fosse di ottima qualità, avrebbero potuto coltivarla, avrebbero potuto insomma cercare anche loro di vivere dignitosamente in maniera insomma buona su questa terra, quando in realtà poi anche i periti e coloro che hanno esaminato il tipo di terra hanno visto che non era affatto, a loro dire naturalmente, una terra di buona qualità, così come sostenevano i Benetton. Era una terra che poteva sfamare pochissime famiglie, era una terra dove era impossibile coltivare tutto ciò che poteva servire per la sussistenza di queste comunità.
Nel 2015 c'è stato poi, oltre insomma, ad un altro tipo di recupero, che se vuole poi Pericle magari velocemente la racconta lui perché l'ha seguita, io e poi è la cosa su cui più ho indagato anche nel libro, tra le cose dove mi sono soffermata di più è stata la recuperazione territoriale che c'è stata nel 2015 di un gruppo di Mapuche usciti dalla comunità di Cuxamen, sono andati, si sono come dire, si sono insediati in un pezzetto, è il caso di dire, di questa grandissima estancia che sta nel Chubut, appunto, e hanno cercato di creare un loro villaggio, vivendo nella maniera semplicissima, a contatto con la natura, senza avere nessun tipo di pretesa. Ma questa cosa ha fatto sì invece che il gruppo, la Compagnia de Tierra Sud Argentina, che in realtà è una delle proprietà, è uno dei tanti rami di questo enorme impero dei Benetton, che gestisce tutta la parte agricola che i Benetton hanno non solo in Argentina ma anche per esempio in Italia. La tenuta di Maccarese appartiene comunque alla parte agricola e la Compagnia de Tierras è una di queste parti. Hanno cercato di mettere a tacere con la violenza e con la forza. Ricordo, prima di chiudere questo mio intervento, che all'interno dell'estancia c'è una sede della polizia locale e anche una sede della gendarmeria nazionale, quindi a tutela del grande proprietario terriero contro quelli che la legge ora, come diceva prima Pericle, non si possono più uccidere, non si possono più spostare in città perché l'hanno già fatto, ma poi hanno tentato ancora i Mapuche di ritornare chiaramente dov'è. A questo punto sono considerati terroristi e come tali vengono arrestati e tenuti in prigione, come sta succedendo a Facundo Honeswala, senza in realtà un reale motivo, ma ormai è da molto tempo che è in prigione e non si sa bene che fine farà. Assolutamente. Si diceva anche appunto della morte di Santiago Maldonado, che era un bianco, non faceva parte del popolo dei Mapuche, quindi fra l'altro grande onore anche a lui, che purtroppo ha pagato con il prezzo più alto questa sua solidarietà nei confronti del popolo Mapuche. Per certi aspetti la sua morte però ha portato alla ribalta la questione, tanto da arrivare fino al Papa argentino, Papa Francesco, che ha ricevuto i familiari di Santiago Maldonado quando in realtà ancora non se ne conosceva la sorte finale. Però l'interessamento del Papa poi ha portato a qualcosa, oppure è stato, come dire, per il momento non chiarificatore, non definitivo? Sì, non è stato definitivo. Sicuramente lui ha voluto incontrare la mamma e il fratello maggiore di Santiago, quindi nel 2017 periodo era natalizio, e come ha raccontato il fratello Sergio, appunto, di Santiago, ha visto che il Papa conosceva la situazione, sapeva tutto, era informato o l'avevano tenuto informato, ma non è successo niente, ovvero c'è stato poi il ritrovamento del corpo, è stata fatta un'autopsia, poi ne è stata fatta un'altra informale, l'autopsia ufficiale ha stabilito che era morto per annegamento, l'autopsia non ufficiale invece ha fatto capire che forse la realtà è un'altra, perché sono state riscontrate dei dettagli, anche la presenza di batteri, di cose che farebbero capire che forse non era rimasto per tutto quel tempo dentro l'acqua, come hanno sostenuto i periti nominati dal tribunale per far luce sostanzialmente sulle reali cause. Pare che non sia in realtà morto affogato, ci sono state molte voci, tra cui anche chi ha sostenuto che il corpo fosse stato custodito dal momento della sparizione, che era il 1° agosto del 2017, al momento del ritrovamento, sia stato custodito da qualche parte, forse addirittura in una enorme cella frigorifera, così che al momento opportuno viene tirato fuori, viene rimesso nel luogo dove era sparito e finalmente il mondo intero, dopo tanti appelli, perché tutti si sono appellati, le associazioni per i diritti umani internazionali, argentine, si sono appellati tutti per la chiarezza,
perché hanno fatto anche questo. E ancora più importante è questo fatto in un paese come l'Argentina, con la storia enorme di desaparecidos che ha l'Argentina, un altro che un ragazzo bianco che sparisce in un tempo di pace, insomma, è una cosa che fa molto riflettere. Ad ogni modo, quando è stato trovato, ecco, i Mapuche hanno subito detto: noi ci passiamo sempre in quel luogo lì dove adesso l'avete trovato, ci passiamo quasi tutti i giorni, quel corpo non c'era. Ecco, è stata la prefettura Naval che durante l'ennesimo sopralluogo, insomma, anche lì noi abbiamo raccontato tutte le cose che non ci sono quadrate, tutte le cose che sono ancora al centro dei chiarimenti che stanno arrivando anche da parte della famiglia, cioè che questa richiesta arriva anche da parte della famiglia naturalmente e delle associazioni che le sostengono. Quindi ecco, la cella frigorifera, e chiudo, di cui si è fatto più volte riferimento, sarebbe una cella nella proprietà appunto di Benetton. Prima di passare ad Alessia Capoccia, che ci racconterà una vicenda, fra virgolette, parallela a quella ovviamente non collegata, ma che comunque coinvolge sempre i Benetton. Volevo chiedere a Pericle, innanzitutto, i Benetton. Prima, mentre parlava Monica, abbiamo fatto vedere l'unico comunicato ufficiale che è possibile trovare sul sito dei Benetton su questa vicenda, che Monica stava raccontando la posizione dell'azienda. Ma questo libro vi ha procurato alla fine delle denunce da parte dei Benetton, qualche problema, oppure tutto sommato il silenzio da parte dell'azienda anche in questo caso regna sovrano? Il silenzio regna perché è un loro modo, no, di rispondere. Modus operandi. Sì, è d'accordo. No, denunce non ne abbiamo avute, anche perché il libro non è... cioè non accusiamo niente e nessuno, no? Riportiamo solo infatti mettiamo in fila delle cose che sono successe, che sono testimoniate, che sono pubblicate, per cui non è che inventiamo niente. È un'indagine, da questo punto di vista, è un'indagine giornalistica fatta molto bene, almeno ce l'hanno detto da più parti, anche se io giornalista non sono, ma Monica sì. Però il perché, forse perché chi ci ascolta forse non ha capito bene il perché proprio siamo andati lì nella Patagonia. Certo, sono stato per il comune, diciamo, interessamento mio di Monica per i popoli originari e per l'alternativa che rappresentano, ma anche perché abbiamo capito che insomma, era necessario costruire una contronarrazione alla narrazione di Benetton, perché proprio lì, no, in Patagonia, il loro capitalismo creativo, sostenibile, come lo chiamano, no? Attento all'esigenza dei meno fortunati, quella globalizzazione Deutsche l'aveva definita, no? Luciano Benetton ancora molti anni fa in un'intervista. Beh, proprio lì tutto questo, tutto ciò su cui è costruita questa immagine, no? Capitale progressiva, che non ha mai abbandonato, Benetton non l'hanno mai abbandonato, fin dall'entrata di Toscani nella metà degli anni '80, quando hanno capito che dovevano puntare non tanto sul prodotto, ma su un messaggio, no? Un modo di vivere. Cioè, i cartelli di Toscani, le pubblicità non pubblicitavano il prodotto, ma un modo di stare al mondo. Okay? Qui l'azienda fa proprio un modo di stare al mondo e veicola quel messaggio. Certo ci vende i maglioni, le magliette, ok, però si propone con questo, no? Qui le parole importanti del gruppo, no? Responsabilità sociale, ambientale ed economica, no? Ve lo leggo proprio dal sito l'approccio del gruppo, dal sito di Benetton Group, no? Dice: l'impegno di Benetton Group è quello di un'azienda globalmente responsabile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. È un impegno per le presenti e future generazioni per crescere insieme alla comunità in cui l'azienda è presente. No? La volontà di diventare agenti di cambiamento sociale mettendo le persone al centro di ogni nostra attività. Ok? La sostenibilità, integrare i criteri sociali e ambientali creando valore condiviso nel lungo termine all'interno e all'esterno dell'azienda. Beh, bisogna capire quale persone vogliono mettere al centro, perché mi sembra che ci sia una selezione sul tipo di persone che vogliono mettere al centro di questa. Allora questo non funziona. Queste sono le parole della vetrina Benetton.
no? Con cui si propone al mondo, con cui ha fatto i soldi. Non dimentichiamo che ha fatto un sacco di soldi proponendo questa immagine. Vabbè, proprio lì in Argentina questa immagine cominciava a mostrare il proprio volto, no? Che è quello di una strategia ben strutturata di marketing. Beh, o quantomeno lì in Argentina mostrava che questa vetrina aveva in sé delle profonde contraddizioni. Per cui abbiamo cercato di raccontare invece quello che è il vero approccio del gruppo in Patagonia, quando poi si confrontano con l'altro veramente altro, no? I Mapuche in questo caso, un popolo che culturalmente è fortemente connotato. Ecco, quando dovrebbero mettere in pratica il loro approccio interculturale, per cui di comunicazione, no? di ascolto della cultura altra, per creare una cultura di meticcia, no? Che si incroci. Beh, questo non ha funzionato. E i Benetton si sono schierati quando iniziano i conflitti con i Mapuche nei primi anni 2000, beh, si schierano dalla parte dei capitalisti, dei terratenientes, di coloro che comandano. Ecco, per cui queste piccole cose, questi piccoli eventi che sostanzialmente sono piccoli, si parla di piccole porzioni di terra che nel 900.000 ettari di Benetton sono veramente poco o niente, no? Poco niente, che avrebbero fatto benissimo no? Se l'avessero concesse con un gesto, anzi, no? Queste piccole cose innescano una contronarrazione alla narrazione di Benetton, alla vetrina di Benetton, che poi è questo sostanzialmente l'obiettivo principale del nostro libro, cioè raccontare, no? Una contronarrazione, una controstoria, che con la voce dei diretti interessati, presi laggiù, hanno intervistato, abbiamo ascoltato, siamo andati 2 anni per mettere insieme tutto il materiale, per dare una copertura dignitosa alle vicende che venivano buttate a spot qua e là anche nella stampa italiana, perché qualcuno ne parlava, per creare un'idea di alternativa al racconto che Benetton fa di se stesso. E questo è stato poi... Io sottolineerei ancora una volta l'importanza anche del coraggio dell'editore, perché non è stato facile trovare chi vi pubblicasse questa inchiesta giornalistica, per cui diamo anche a Cesare quel che è di Cesare e a Stampa Alternativa. E non solo, perché poi adesso, come dicevamo all'inizio, è uscito anche l'audiolibro, per cui chi vuole ascoltare il vostro lavoro, dove lo può fare? Diteci dove andare a cercare questo audiolibro. Monica. Sì, certo. Sì, questo audiolibro è su Audible ed è su Apple Libri. Ringraziamo di fatti anche il coraggio di La Case Audiobooks, che è una casa editrice indipendente basata tra l'Italia e la California, che hanno creduto subito nel valore di questo libro che, come ha anche detto Pericle, qui in Italia, come dire, non è stato molto, non si è scritto molto su questo libro. E quindi niente, noi stiamo comunque continuando a far conoscere ciò che accade laggiù, proprio alla fine del mondo. E volevo precisare un attimo una cosa legata al mio precedente intervento. In questo libro chiaramente noi non accusiamo nessuno, noi raccontiamo, come ha detto Pericle, i fatti, mettendo in fila molte cose. Ciò che è stato detto soprattutto da un giornalista del tempo sulla questione del grande frigorifero, era una sua supposizione che poi non ha avuto, non si è più andato avanti, insomma non si è più andati a fondo su questo. Ma nel libro noi abbiamo anche voluto raccontare quelli che sono gli angeli custodi, per esempio, del gruppo dei Benetton, e quindi le varie corporazioni rurali, le varie associazioni degli allevatori, soggetti che lavorano in enti preposti per esempio al disboscamento, insomma personalità molto importanti che siedono anche nei vari CDA di queste associazioni. In più, un'altra cosa che è stata molto importante e ha fatto anche capire proprio il potere argentino che ruota intorno ai terratenientes, in questo caso, perché parliamo dei Benetton, quando scomparve Santiago Maldonado,
e anche nei giorni prima che ci furono, nel libro lo raccontiamo, dei blocchi stradali, venne visto un segretario dell'allora ministro Burrich, quindi addirittura personalità così importanti ad appoggiare uno straniero, proprietario terriero molto importante, contro questi popoli originari che insomma abbiamo capito ora cosa stavano facendo in quei momenti, fa parte appunto di questa enorme strategia importante. Assolutamente. Ringrazio per la pazienza, perché è stata con noi tutto questo tempo, Alessia Capoccia, che rappresenta un comitato che ha avuto suo malgrado a che fare con i Benetton. Altra situazione, ritorniamo in Italia, riprendiamo l'aereo e torniamo dalle nostre parti. Alessia, vuoi raccontarci che cosa è successo e qual è la battaglia che vi sta vedendo protagonisti? Prima di tutto buongiorno e grazie per questa opportunità. Io sono di Roma, faccio parte appunto, sono presidente del comitato Unione Commercianti Bistrattati, che è nato in realtà da poco ufficialmente, ossia è nato a marzo, ma che in realtà porta avanti una battaglia da tantissimi anni. Tutto è nato nel 2014-2015, quando io avevo ancora un negozio Benetton, dopo una serie di chiusure, e praticamente ero su una fase, diciamo, di disperazione, perché mi si stava sgretolando il mondo addosso, e vedevo svanire tutto il lavoro che avevo fatto per tanti anni e tutto il guadagno che ero riuscita, con grande sacrificio, partorendo i figli in negozio, crescendoli in negozio e come me tante altre persone, svanire nel nulla. Un'amica che oggi è la segretaria del comitato, Cinzia, mi ha messo in contatto con un gruppo che già si stava organizzando appunto per capire che cosa stesse succedendo. E in poche parole ci siamo resi conto che nonostante noi avessimo e abbiamo avuto diciamo dei difetti, ossia non abbiamo portato avanti dei pagamenti perché impossibilitati, tutta una serie ovviamente di circostanze, non è stata proprio colpa nostra il fallimento che diciamo è avvenuto. E da là appunto ci sono cominciati degli scambi, dei colloqui per capire quello che stava succedendo, quello che ci si stava prospettando, ed è stato veramente un percorso veramente difficile. Oggi siamo circa 70-80 membri, eravamo più di 100... Italia? In tutta Italia, in tutta Italia. Avevamo più di 130 società, queste società ovviamente avevano tantissimi punti vendita e avevano anche tantissimi dipendenti che poi con le chiusure e i fallimenti ovviamente abbiamo dovuto licenziare, e si sono ovviamente dovuti cercare altre situazioni, quindi non riguarda solamente noi commercianti, che possiamo anche essere visti come purtroppo in Italia abbiamo la nomina di evasori di tasse, coloro che non hanno mai pagato e quant'altro, cosa che invece purtroppo nel mio gruppo non è così, perché abbiamo sempre cercato di onorare, come tutti i commercianti, poi soprattutto oggi con quello che si vive col Covid, abbiamo cercato sempre di onorare tutto quanto. E praticamente ci stiamo muovendo per cercare di avere giustizia, di far capire ai magistrati, ai giudici, che quello che è successo purtroppo non è stata colpa nostra, ma è stato un modus operandi della Benetton che ci ha portato ai fallimenti per tutta una serie di circostanze, e però non è facile. Ma cerchiamo di contestualizzare. Loro avrebbero fatto qualcosa che vi ha portato al fallimento volutamente o per errore strategico dell'azienda, secondo voi? Allora, diciamo che sicuramente è un errore strategico, per il resto non rispondo. Non possiamo dire più di tanto. Ok. Di che anni stiamo parlando? Quando sono avvenuti i fatti? Allora, ci sono persone nel comitato che hanno avuto il fallimento anche nel 2000, però diciamo che il periodo
di grande problematica è nato poi dal 2012 in poi, tant'è vero che in una delle nostre denunce penali noi portiamo appunto, denunciamo una cosa che è successa con un cantiere Italia, che è stato quello che diciamo ha creato poi il problema in tutta Italia, tant'è vero che il nome che ha dato proprio l'azienda è Cantiere Italia, e da là sono cominciati tutti i vari fallimenti e ripeto, sono veramente tanti. Ok, qual è l'evoluzione del processo? Quali sono i prossimi passi? Allora, evoluzioni attualmente è prematuro parlarne perché noi abbiamo presentato diverse denunce e abbiamo esposto fatti ovunque era possibile farlo. Ad oggi solamente un giudice che sta seguendo una causa di uno di noi di Napoli ci ha fatto capire che vuole andare a fondo e noi stiamo collaborando, ovviamente portando dei documenti, perché quello che ci tengo a sottolineare è che noi abbiamo documenti, non stiamo portando parole, ma abbiamo della documentazione che ovviamente dimostra che quello che è successo è reale e non ci siamo inventati nulla. Aspettiamo che le denunce facciano il loro corso, che magari la Guardia di Finanza ci dia una mano nelle indagini. Speriamo che questo avvenga il più presto possibile, perché ovviamente quello che noi vorremmo è avere giustizia, come tutte le persone che poi hanno avuto a che fare con i Benetton, tenendo presente che nelle storie raccontate nel blog c'è un nostro membro che parla e dice avevamo il sangue verde. Esatto, io ancora oggi, nonostante ho fallito nel 2016 e 2017, vesto Benetton perché comunque fa parte di me, fa parte della mia vita, e molto probabilmente se tanti anni fa mi avessero fatto un prelievo veramente il sangue sarebbe uscito verde e non rosso. Assolutamente. Questo perché comunque avevi abbracciato, immagino che la tua sia esemplare, stiamo ricevendo anche dei commenti in diretta, credo che parliamo di Alessia, ma parliamo un po' di tutti i commercianti che sono stati coinvolti in questa vicenda, avessi abbracciato la filosofia con cui ti eri approcciata ai Benetton. Poi ti sei resa conto che evidentemente c'era qualcosa di completamente diverso rispetto, un po' come diceva prima Pericle, alla facciata. Allora, prima di tutto io sono un ex commerciante, addirittura il mio primo negozio fu un negozio di animali, quindi completamente di un altro settore. È stato sempre un desiderio quello di appartenere al mondo Benetton, desiderio poi avverato nel 2007. Forse in tutto il comitato io sono quella più piccola, perché dentro ci sono persone che avevano 30-40 negozi con 70-80 dipendenti, e io ho creduto nell'azienda, a me piaceva l'azienda, piaceva il prodotto, lo sentivo mio, faceva parte ovviamente della mia vita e vivevo il negozio, perché io comunque, nonostante avevo 3 punti vendita importanti, ero in divisa come il mio personale, il negozio io passavo da direttrice, non da titolare, proprio perché mi piaceva il contatto con il pubblico e soprattutto le critiche. E poi ovviamente purtroppo andando avanti ci siamo resi conto che la politica della Benetton non era quella che avremmo voluto, anche perché ci tengo a precisare una loro insegna, noi non eravamo un franchising. Ok. Tra l'altro adesso vi condividiamo, Pericle, aiutaci anche tu come dire, illustrare un po' quella che è la galassia del mondo dei Benetton, perché quello che è sempre stato un po' l'idea che abbiamo di fondo dei Benetton, cioè che il grosso sia l'abbigliamento e il tessile, perché oggettivamente è il marchio, diciamo, la parte del vestiario più famosa. Vediamo in base a questo schema che l'abbigliamento e il tessile oggi, su un patrimonio di 12 miliardi e mezzo di investimenti, rappresenta il 4%. Tutto il resto, la vicenda di Atlanta, del Ponte Morandi, ce lo ha fatto scoprire forse nella maniera purtroppo più scioccante, ma rappresenta molto altro. Il 42%, tanto per dire, sono infrastrutture di trasporto. Questo per dire come
il business dei Benettoni è cosa di molto diverso dal maglioncino che ha rappresentato per anni anche un po' un simbolo, no, della loro attività commerciale. Certo, posso parlare io? Sì. Certo. Noi avevamo l'idea del Benetton tessile perché è sul tessile che il nome Benetton c'è, dall'altra parte il nome Benetton non c'è, per cui il pubblico non sa cosa sia. Certo, il tessile non è più il core business di 20-30 anni fa, ma se la schermata che hai fatto vedere prima riguarda proprio la divisione degli investimenti che fa Edizione Holding, che è la cassaforte della famiglia Benetton, no? E non è un caso, ma io volevo ritornare un attimo su Alessia e i negozianti, perché anche i punti vendita, no, di Benetton, nella strategia di comunicazione di Benetton, non sono solo negozi in cui si vendono i maglioni, no? Ma sono centri di diffusione dell'immagine, del pensiero Benetton nel mondo. Migliaia di negozi nel mondo che mandano, che distribuiscono, che veicolano sempre lo stesso messaggio. Noi siamo attenti ai più sfortunati del mondo, siamo impegnati in sociale e così via, abbiamo fatto questo. Per cui anche nella vicenda dei negozi, che non sono estranei a questa strategia di comunicazione, anche lì si capisce, come diceva Alessia, che la facciata è una cosa e invece il vero comportamento è un'altra, e contestazioni in questo senso che riguardano solo il tessile ce ne sono state tantissime prima ancora degli episodi che hanno coinvolto Alessia e gli altri negozianti. Si parte addirittura dagli anni 90, no? Quando ci sono contestazioni perché alcuni licenziatari che producevano per Benetton usavano lavoro minorile, per esempio. C'è una famosa inchiesta di Orizio per quanto riguarda la Turchia, no? Con tanto di denuncia poi ma ce ne sono tante. La scoperta della zona industriale di produzione di Bronte in Sicilia, molte aziende negli anni 90 sono state ispezionate dai carabinieri e hanno trovato lavoro minorile, gente che lavorava in nero, per cui, e così si può andare avanti fino a Rana Plaza, no? Il crollo del Rana Plaza con quelli che spostavano le macerie con la maglietta Benetton addosso. E tutto questo, ci sono accuse di desindacalizzazione, ci sono accuse di contratti fatti sostanzialmente sulla parola, mai scritti, ci sono tantissime, no? Hanno lasciato tantissime briciole che io e Monica abbiamo seguito, in questo caso in Argentina, io l'avevo fatto prima nell'altro libro, per ricostruire anche una sorta di, se vogliamo, libro nero di Benetton, per metterla, perché deve essere conosciuto dal pubblico, no? Non è niente di... Poi è giusto chiarire che voi non state facendo una crociata contro il Benetton per qualche motivo di interesse. Anzi, è importante sottolineare che voi non avete neanche preso alcun compenso per la realizzazione del vostro libro, proprio perché volevate giornalisticamente far conoscere una storia poco conosciuta, di cui si parla pochissimo e che può essere per certi aspetti purtroppo anche emblematica, perché i Benetton rappresentano, se vogliamo, il capitalismo, ma come Benetton ci saranno 1000 altre aziende che fanno i loro interessi negli angoli più disparati del pianeta, a discapito degli interessi dei piccoli, che siano i piccoli commercianti, che siano il popolo più lontano del pianeta, perché la Patagonia è uno dei posti più lontani rispetto a dove ci troviamo noi, però alla fine è il sopruso del grande nei confronti del piccolo che va bilanciato. Sì, ma poi c'è una differenza anche sostanziale tra i Benetton e altre aziende, le aziende farmaceutiche, per esempio, quelle estrattive, che fanno molti più danni di Benetton, per l'amor di Dio, rendiamoci conto. Sì, infatti, non è che siano loro il male del mondo, no. Però ciò che incuriosiva, ciò che dava maggior spessore a questa vicenda dei Benetton è che loro hanno creato la propria immagine, per cui il proprio capitale, su una proposizione, no? Di attenzione nei confronti degli altri, che l'hanno fatto perché hanno fatto tante cose buone, però in molti casi questo non è accaduto. Per esempio, non so, la Shell non va a dire in giro che lei è attenta anche se
se andiamo a cercare, adesso seguiamo la pubblicità dell'Eni, per esempio, stanno battendo molto su questo, no? Il greenwashing che stanno facendo tutte le aziende, che sono costrette a fare. Mi hai rubato le parole di bocca, Pericle, perché è un esempio assolutamente calzante, no? Di quella che è l'immagine che si vuole dare di sé, anche un po' dettata dalle mode per certi aspetti, e quello che effettivamente si fa nella retrobottega per portare avanti i propri interessi e il proprio profitto poi alla fine. Esatto, perché se noi andiamo a cercare sulle belle pagine dei giornali dove L'Eni pubblicizza L'Eni Green, no? Beh, andiamo a vedere cosa fa in Nigeria, in Ecuador e così via, o attraverso l'Agip, no? Per cui stiamo attenti. Cioè, il nostro lavoro non è quello di accusare questo, è di accusare un modo di comunicazione che è falsante, no? Che è in qualche modo fuorviante, che è la famosa pubblicità, come si dice? Pubblicità falsa, nel senso che ti vendono una cosa. Sì, pubblicità ingannevole, giustamente, non vi dire la parola. È proprio lì, è diciamo, un incitamento alla critica sociale, al senso critico, no? Possiamo difenderci solo in questo modo. Monica, siamo ormai in chiusura di questo terzo appuntamento con te. Volendo trovare un fil rouge, no, fra le 3 puntate, che sono completamente su 3 argomenti diversi, completamente diversi, anche se territorialmente c'è sempre comunque il Veneto protagonista, nel bene o nel male, anzi più nel male in questo caso. Quindi possiamo dire che il ricco nord-est alla fine ha tanti scheletri nell'armadio, no? A partire dagli omicidi di Ludwig per arrivare alla mafia del Brenta, per finire con quello che le aziende del nord-est, che hanno fatto la fortuna dei nostri territori per tanti aspetti, che però evidentemente hanno tante cose da farsi perdonare, si può dire in qualche modo così. Sì, si può dire proprio così, Ernesto, assolutamente. E come tu giustamente hai ricordato, hanno fatto senz'altro la fortuna, un'impresa come Benetton ha fatto la fortuna dei territori, ma anche allo stesso tempo noi, oltre alle vicende dei commercianti, io e Pericle, lui già ne aveva parlato, abbiamo anche approfondito tutta la parte dei contoterzisti, perché dal principio, insomma, ci sarebbe anche molto altro su cui indagare, perché in quel caso, certo, si è arricchito un territorio, si sono dotate le città, come Treviso, per esempio, di un vivaio sportivo importante, la Ghirada, ci sono stati dei restauri importanti di edifici storici e culturali importanti, si è restituito la città a Venezia, si è ristrutturato il fondaco dei tedeschi, insomma c'è stato un dare al territorio, ma diciamo che fino ad ora pochissimo si è parlato di quanto hanno preso dal territorio, hanno sfruttato e se ne sono andati praticamente in cerca di nuovi lidi da conquistare. Ecco, questo anche possiamo aggiungere. Assolutamente. Io ringrazio tutti voi che avete raccontato questa storia che parte dall'Italia, va in Argentina e ritorna in Italia, e ringrazio ovviamente Monica Zornetta per questi 3 appuntamenti del sabato mattina che ci hanno permesso di approfondire alcune delle storie del passato e del presente della nostra terra. Ringrazio Pericle Camuffo, grazie per le tue parole e per i tuoi lavori, e ovviamente attendiamo, come dicevi, il tuo prossimo libro che dovrebbe arrivare fra non moltissimo. E un grande in bocca al lupo ad Alessia Capoccia per le sue battaglie e tutti i commercianti che lei rappresenta qui oggi. Chissà, magari faremo un aggiornamento di quella che è la situazione appena ce ne sarà l'occasione più avanti. Ringrazio anche tutti quelli che hanno seguito la nostra puntata, la nostra diretta. Se vi è piaciuta vi chiedo semplicemente di mettere un like su Eraldo e di seguirci, anche perché la prossima settimana ci saranno tanti altri appuntamenti in diretta, è l'ultima settimana di dirette e poi grande pausa primaverile estive prima della ripresa autunnale. Grazie ancora a tutti, buon sabato, buon weekend. Grazie. E arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci, grazie ancora a tutti. Grazie.